Sì, orgoglioso di far parte di questo fantastico gruppo. Ho detto alle ragazze che quello che abbiamo fatto fino adesso è farina del nostro sacco. Siamo partiti quando abbiamo coltivato queste piccole piantine, le abbiamo fatte diventare grandi e oggi abbiamo raccolto nel nostro sacco tanta farina e quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene, ci hanno sempre dato dentro e questi risultati non sono frutto di un percorso fatto a caso, ma è frutto di un percorso fatto con grande voglia, grande entusiasmo da parte loro. Quindi io oggi ho finito gli aggettivi nei loro confronti e continuerò ad allenarle con grande passione, grande entusiasmo, perché è un gruppo veramente fantastico. Ma gli ho detto alle ragazze alla fine del primo tempo che non dovevamo andare dietro loro, cercare di fare la nostra partita, anche perché sapevamo che era un campo molto difficile. Qua hanno vinto veramente in pochi e le ragazze sono state brave a continuare a giocare a calcio come sappiamo e a trovare fortunatamente anche meritatamente, perché poi alla fine abbiamo fatto una bellissima azione, il pareggio subito con Pirone e poi nel fare il 2-1 le ragazze si sono lasciate andare e hanno fatto l'ultima mezz'ora fantastica, dove hanno fatto delle giocate importanti e quelle che proviamo poi in allenamento e niente, sono felice per loro. E sognare non costa nulla, ma anche se costasse dei soldi io ci scommetterei, anche perché siamo lì, quindi non ci possiamo nascondere dietro un dito, anche perché non ci stiamo dietro un dito, dobbiamo uscire allo scoperto e continuare a fare il nostro percorso, che credo sia un percorso importante. E niente, ripeto, sempre con grande umiltà, perché questo gruppo nasce da una grande umiltà e è quella che ci contraddistingue dall'inizio della stagione e quindi appena vedo gente che vola cerco di tirarle giù, ma fino ad oggi non è mai successo. E ci auguriamo di ritrovare delle giocatrici che avevamo perso all'inizio dell'anno e che aspettiamo in campo con grande entusiasmo anche loro. Sapevamo che era una partita difficile, loro erano una buona squadra. Nel primo tempo abbiamo un po' sofferto, siamo andate sotto e nel secondo tempo invece abbiamo reagito e siamo riuscite a portare a casa questi 3 punti importantissimi per noi e che servivano appunto per il nostro cammino. C'erano ancora 45 minuti da giocare, che potevamo farcela. Ci siamo messe lì, abbiamo giocato e ce l'abbiamo fatta. Che di restare calme, che comunque le qualità ce le avevamo, di giocare come sapevamo fare, e giocando semplice, l'abbiamo fatto e l'abbiamo dimostrato. No, io sto bene fisicamente, ovvio che giocare ti aiuta tanto, siamo un bellissimo gruppo, però a prescindere da chi scende in campo diamo il massimo e diamo sempre supporto alla compagna quando entra e quando esce. E io dico sempre che la nostra forza è il gruppo e l'abbiamo dimostrato. Sì, mancano poche partite, noi comunque dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Come dice il mister, sognare non costa nulla, quindi noi continuiamo sulla nostra strada, lavorando giorno dopo giorno, affrontando ogni partita come sappiamo fare.